Già al lavoro la nuova giunta di Sestri Levante, confermati il vice sindaco Pietro Gianelli e l'assessore Lucia Pinasco. Tra le novità Maria Elisa Bixio, Mauro Battilana e l'assessore esterno Paolo Valentino. Competenza e rinnovamento, descrive così la sua squadra. Valentina Ghio, il sindaco tiene le deleghe a urbanistica, turismo ed edilizia privata. Primo consiglio comunale martedì 26 giugno. Preoccupazione a Zoagli per la sorte dell'asilo Merello. A forte rischio la riapertura a settembre. I genitori chiedono che non venga meno il servizio. La Regione chiederà chiarimenti al Comune. 60 anni al servizio della collettività. Avis e Fidas insieme a Chiavari per festeggiare questo lieto traguardo con un comune appello ai giovani. Donate sangue. Maurizio Lastrico, sabato sera al Parco Renzi di Chiavari per celebrare Dante Alighieri. L'attore leggerà il canto 19° del Purgatorio. La manifestazione è promossa dai comuni di Chiavari e Neirone. Va all'equipaggio Agostino Moltedo di San Michele di Pagana la prima prova del Palio Marinaro del Tigullio. Questa sera su Telepace 2 la cerimonia di inaugurazione e la prima prova. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi, la politica amministrativa in apertura. Andiamo a Sestri Levante, al via da oggi la nuova giunta Ghio. Questa mattina la presentazione ufficiale nella sala ocule del Comune. Presentati i nomi degli assessori e la distribuzione degli incarichi. Competenza e rinnovamento sono le parole utilizzate dal sindaco per presentare la sua nuova squadra, il servizio. 2 conferme e 3 new entry. Ad una settimana dal risultato elettorale, con la vittoria di Valentina Ghio al primo turno col 52,21% dei voti, il sindaco ha presentato ufficialmente la nuova squadra, rinnovata per il 60% rispetto a 5 anni fa. Iniziamo dalle conferme. Lucia Pinasco, oggi è assente in conferenza stampa, che mantiene i servizi sociali, le politiche giovanili e per la famiglia, lavoro, pari opportunità, istruzione e infanzia. E Pietro Gianelli, che sarà ancora vice sindaco con delega al bilancio. Un dato positivo però in questo periodo è che mi auspico possa avvenire anche per il futuro è quello di poter continuare nella strada di non aumentare la pressione fiscale, di continuare a ridurre nel limite del possibile la spesa corrente e anche a ridurre l'indebitamento come diciamo in questi 5 anni abbiamo portato avanti. Tra le novità, Mauro Battilana, assessore ad ambiente e difesa del suolo, agricoltura, rifiuti, sport, protezione civile e sicurezza. Maria Elisa Bixio, che prende commercio, cultura, sviluppo economico. Entrambi sono stati consiglieri nella scorsa amministrazione. A loro si aggiunge l'assessore esterno Paolo Valentino, chiamato a seguire lavori pubblici, decoro urbano, depurazione delle acque e demanio. Tanto lavoro che è stato fatto, ora c'è anche da mantenerlo e garantire un certo tipo di decoro urbano. E questo sarà uno degli elementi più importanti sulle piccole cose. Poi abbiamo la pratica molto importante del depuratore, che è una pratica che va approfondita in maniera più che opportuna perché è un'opera che da anni si attende Sestri, ma bisogna farla bene e possibilmente garantendoci che non ci siano problemi. Sicuramente quello che abbiamo già proposto in campagna elettorale, le no tax area e i patti d'aria, poi continuare con la conferenza del turismo, a collaborare poi con le associazioni di categoria per cercare di dare una svolta al commercio a Sestri Levante. La pulizia dei sentieri, che può sembrare magari un aspetto marginale ma che a mio modo di vedere invece ha ottenuto un grosso risultato, che è stato quello di coinvolgere molte energie presenti in città, associative e non, e quindi su questo vorrei appunto continuare sempre come prima. Restiamo a Sestri, il sindaco Valentina Ghio tiene per sé alcune deleghe che ha già svolto in questi anni, a partire dal lavoro sull'urbanistica e la redazione del nuovo PUC. Intanto martedì 26 è fissato il primo consiglio comunale. Sentiamo. L'obiettivo è quello di innovare mantenendo alcuni punti di esperienza e figure che possano dare un contributo anche tecnico ai cambiamenti e alle sfide. A dirlo il sindaco stamani in comune presentando la sua squadra. Valentina Ghio, che sottolinea la presenza di 3 donne in giunta, tiene per sé programmazione urbanistica, edilizia privata, turismo, personale e l'attenzione al tavolo blu e alla pesca. Il primo cittadino ha poi ringraziato gli assessori del precedente mandato, oggi non più riconfermati, Giorgio Calabrò, Paola Bongiorni ed Enrico Pozzo. La scelta è caduta sugli riattribuiti
attribuire fiducia a Piero Gianelli e Lucia Pinasco, che hanno lavorato bene nel precedente mandato, hanno ricevuto una grande fiducia da parte dei cittadini, degli elettori, e inserire 3 nuove forze appunto all'ambiente, al commercio e anche una persona ai lavori pubblici come Paolo Valentino, che pur essendo da molto che non fa vita amministrativa ha avuto un'esperienza importante nei lavori pubblici, proprio per cercare di avere quel mix di innovazione e di competenza che credo serva alla città. Con la composizione della nuova giunta, tra i consiglieri comunali che subentreranno ci saranno ragazzi molto giovani, dice il sindaco, un segno di rinnovamento e protagonismo delle nuove generazioni. Le deleghe attribuite alla giunta determinano il subentro di 4 nuovi consiglieri, che sono Gabriele Ovindo, Gabriel Dell'Uomo, Daniela Mangini e Andrea Garibotto, quindi un gruppo sicuramente pieno di entusiasmo e che avrà bisogno anche di essere coinvolto e seguito, perché credo che rappresenti un segnale davvero di speranza per il futuro della città. Ora, per la nuova giunta Ghio, è già tempo di mettersi al lavoro. Avremo già la prima riunione di giunta subito oggi per decidere la programmazione del lavoro e il primo consiglio comunale è previsto per giovedì 26, dove ci sarà la presentazione del programma al consiglio comunale della giunta e anche l'inserimento di una pratica relativa ad ATP che anche gli altri comuni soci stanno approvando in questi giorni. Si è parlato di Fincantieri oggi in Consiglio regionale. Claudio Muzio, consigliere di Forza Italia, ha chiesto lumi sull'attuazione del protocollo firmato da Regione, aziende e sindacati e volto a favorire i processi di collocazione lavorativa, sostenere il lavoro locale e soprattutto quello giovanile. L'assessore Gianni Berrino ha annunciato che è previsto uno sportello virtuale del Centro per l'Impiego a favore di Fincantieri e delle imprese dell'indotto. Ha poi aggiunto che in brevissimo tempo saranno avviate a Sestri Ponente, Riva Trigoso e Muggiano forme di comunicazione sugli strumenti utili per l'inserimento lavorativo e sulle opportunità dei bandi regionali e nazionali con incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa. Si sta costruendo, ha poi aggiunto Berrino, uno spazio ad hoc sul portale regionale dove inserire gli annunci, a seguito dei quali saranno analizzati i profili professionali già disponibili. Saranno promossi inoltre tirocini, soprattutto a favore dei giovani e su figure professionali legate al mondo della cantieristica. Fincantieri metterà a disposizione i tirocini, mentre i centri per l'impiego selezioneranno i profili più idonei e attiveranno strumenti di sostegno. A Rapallo sta per essere siglato un protocollo d'intesa tra Comune ed Iren Acqua. Il documento avrà una durata di 9 mesi e non prevede costi specifici. Iren si impegna ad effettuare idonee verifiche sulla rete fognaria, in primis in corrispondenza dell'asta del torrente Cereghetta, dove ci sono già state anomalie causate da scarichi privati, e in secondo luogo in altre aree urbane. Inoltre saranno intensificati i controlli con verifiche a cadenza settimanale comprensive di prelievi e analisi delle acque, al termine delle quali sarà stilato un report. Con questa intesa, dice il sindaco, ci saranno maggiori controlli su eventuali anomalie alla rete fognaria che possano avere impatto negativo sull'ambiente e causare disagi soprattutto durante la stagione estiva. Andiamo a Zoagli, dove c'è preoccupazione sul futuro dell'asilo Merello. Venerdì prossimo sarà l'ultimo giorno dell'anno scolastico in corso e non ci sono certezze sulla riapertura a settembre. Le difficoltà finanziarie dell'ente e una procedura di pignoramento in corso non permettono di fare programmazione anche a breve scadenza. I genitori dei bambini che hanno frequentato la struttura in questi mesi sono preoccupati che il comune possa perdere l'asilo. Sentiamo Andrea Capitani. C'è preoccupazione per le sorti dell'asilo? Sì, moltissima, e io volevo sapere questa cosa, visto che abbiamo fatto una recita e è venuto il sindaco, gentilissimo, a una domanda di una mamma se l'asilo rimarrà aperto o chiuso, ha detto che l'asilo rimarrà assolutamente aperto, che è sua volontà e comunque in ogni caso non ha facoltà di farlo chiudere. Però noi genitori ne prendiamo atto e siamo felicissimi di questa cosa, però in realtà vorremmo poi sapere nella pratica se i nostri figli il 1° di settembre possono venire all'asilo qui, quindi se li possiamo iscrivere, anzi mio figlio in realtà è già iscritto, però io vorrei gentilmente la certezza insomma, di sapere se effettivamente il bambino viene qui all'asilo o se mi devo trovare un altro asilo. Qui si trova bene il bimbo? Benissimo, è stato forse l'anno migliore che abbiamo fatto, mio figlio già 3 anni che appunto fa l'asilo, ne deve fare ancora un anno, essendo di aprile, ma veramente è stato l'anno più tranquillo, più sereno, più gioioso che abbiamo fatto, con 2 maestre, devo dire, favolose, con cui ci siamo trovati benissimo.
per chi abita a Zoagli, per il territorio comunque è un servizio importante, la perdita sarebbe un grave problema. Ma certamente è l'unico asilo di Zoagli, è l'asilo proprio di Zoagli, poi certo c'è anche un altro asilo a Sant'Ambrogio, comunque è un asilo privato questo, ed è un asilo comunque per noi che siamo qui in centro molto più scomodo. Questo è proprio l'asilo di Zoagli, è una struttura meravigliosa che hanno visto tantissime persone, che ha 100 anni, e proprio è uno splendido asilo con la possibilità di fare 1000 attività all'aperto, orto, di tutto, e voglio dire, secondo me è proprio un patrimonio del paese. Un paese senza asilo è veramente un paese più povero. La possibile chiusura dell'asilo Merello di Zoagli è stata trattata oggi in Consiglio regionale grazie ad un'interrogazione di Matteo Rosso di Fratelli d'Italia. L'assessore Sonia Viale ha spiegato che non è possibile per la Regione finanziare un singolo asilo privato per consentirne la sopravvivenza. Se dovessero essere stanziate risorse a favore, ha detto, occorrerebbe un sistema trasparente per tutti gli asili che si trovassero nella stessa situazione. La Viale comunque ha annunciato che chiederà chiarimenti al comune di Zoagli. Andiamo sulla pagina Facebook del sindaco di Moconesi, Gabriele Trossarello, che oggi scrive una comunicazione di servizio. Durante i lavori di ampliamento della scuola elementare di Ferrada, alcune verifiche tecniche mirate hanno rilevato una carenza dal punto di vista sismico nella parte vecchia della struttura. Onde evitare qualsiasi rischio per i bambini, per il corpo docente e non, abbiamo deciso, leggiamo ancora, di inibire l'utilizzo della struttura a fini scolastici, finché la stessa non sarà messa in piena sicurezza. Per questo, scrive Trossarello, stiamo già elaborando i progetti necessari e cercando i relativi fondi. Utilizzeremo i locali posti al primo piano dell'attuale scuola media di Gattorna, di cui abbiamo verificato la disponibilità previe le opportune modifiche. Dunque, conclude Trossarello, meglio 10 cautele in più che una in meno. Sarà attivo da domani, siamo a Chiavari, il sistema di rilevamento elettronico Fotored in corrispondenza del semaforo all'incrocio tra Corso Garibaldi, Corso De Michiel e Corso Assarotti. Si tratta di un dispositivo che scatterà delle foto quando i veicoli passeranno con il rosso. Le fotografie serviranno per controllare e anche per sanzionare. La telecamera rileva la targa in 2 punti, 1 metro prima della linea d'arresto e 2 metri dopo. La sanzione scatterà quando entrambe le barriere virtuali verranno superate con il semaforo rosso o nei casi in cui viene bruciato il verde. Le immagini saranno visionate ed esaminate dalla polizia locale prima delle sanzioni. Siamo all'informazione religiosa. Speranza, discernimento e vocazione sono le parole chiave del Sinodo dei Giovani in programma d'ottobre. È stato presentato questa mattina in Vaticano l'Instrumentum Laboris, redatto anche con il contributo di molti ragazzi. La parola cardine è appunto speranza, che oggi manca, anzi troppo spesso i giovani tentano la sorte, ha spiegato il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario dell'istituzione sinodale. Il documento poi mette in luce 7 termini chiave relativi ai giovani e che sono ascolto, accompagnamento, conversione, sfide, discernimento, vocazione e santità. Il servizio del Centro Televisivo Vaticano. Il Sinodo sia un'occasione di vita e di speranza per i giovani, per la Chiesa e per il mondo. È quanto ha affermato il cardinale Lorenzo Baldisseri presentando nella sala stampa della Santa Sede lo strumento di lavoro della prossima assemblea sinodale dei giovani che si svolgerà a Roma ad ottobre. Ma cosa chiedono i giovani alla Chiesa? Don Rossano Sala. Chiedono proprio una svolta relazionale, una monumentale svolta relazionale. A volte nella Chiesa trovano apparati burocratici che sono incapaci di accogliere, incapaci di chiamare per nome, incapaci di accompagnare personalmente. Ecco, un giovane oggi chiede molto questo alla Chiesa, quindi davvero un cambio relazionale decisivo. Nello strumento di lavoro i giovani chiedono in particolare che la Chiesa sia un luogo di fraternità. Cosa propone allora la Chiesa ai giovani? Padre Giacomo Costa. La visione di fondo è una visione di una Chiesa integrale, una Chiesa in uscita, per usare l'espressione di Papa Francesco, e questo tocca l'essere nei tessuti della vita quotidiana, cioè soprattutto accompagnare i ragazzi là dove vivono. La speranza, ha concluso il cardinale Baldisseri, è che i giovani riscoprano la bellezza della vita, a partire dalla felice relazione con Dio.
Papa Francesco andrà in Svizzera giovedì 21 giugno come pellegrino ecumenico per camminare, pregare e lavorare insieme. Così il direttore della Sala Stampa Vaticana, Greg Burke, ha presentato nel briefing il viaggio del Pontefice a Ginevra, previsto appunto per giovedì prossimo, in occasione dei 70 anni del Consiglio Mondiale delle Chiese, un'organizzazione ecumenica a cui fanno riferimento circa 500 milioni di cristiani non cattolici nel mondo. Sono 3 gli interventi previsti dal Papa: una riflessione durante la preghiera ecumenica in mattinata, alla presenza di circa 250 fedeli, e un discorso nel pomeriggio. Alle 17:30 nel Palexpo di Ginevra il Papa celebrerà la messa nel giorno in cui la Chiesa ricorda il santo gesuita San Luigi Gonzaga. Previsti circa 40.000 fedeli provenienti anche dalla vicina Francia, mentre all'esterno dell'edificio saranno installati maxischermi. In diocesi, domani il quartiere e la parrocchia di Corte in Santa Margherita Ligure faranno memoria della venuta della Madonna della Lettera nel suo 235° anniversario. Era infatti il 20 giugno 1783 quando la statua della Madonna della Lettera venne ritrovata da dei pescatori genovesi nelle acque davanti al borgo di Corte e da questi donata alla chiesa di San Giacomo. Alle 21 sul molo della banchina di Sant'Erasmo sarà accolta l'immagine della Madonna che giungerà dal mare su una barca. In processione verrà accompagnata nella chiesa di San Giacomo dopo una breve sosta nell'oratorio di Sant'Erasmo. Seguirà l'adorazione e la benedizione eucaristica. I festeggiamenti della Madonna della Lettera avranno poi il loro culmine nelle solennità patronali domenica 29 luglio. Cambiamo tema, parliamo di una giornata di festa comune, senza rivalità, ma con un unico obiettivo: motivare nuovi e giovani donatori di sangue. Stiamo parlando di Avis e Fidas, che hanno celebrato a Chiavari i loro 60 anni di attività con spettacoli, animazione e momenti di riflessione su questo gesto di straordinaria generosità. Vediamo. 60 anni di Avis e di Fidas, certo, un traguardo importantissimo. C'è qualche associazione in Italia più vecchia di noi, però comunque 60 anni sono veramente tanti. L'Avis nazionale quest'anno ne ha compiuti 90 e la nostra mission è quella di fare divulgazione sulla donazione di sangue, come credo vi avranno già detto gli altri. Siamo qua per questo questa sera, per ricordare a tutti l'importanza di andare a donare, di salvare delle vite, e però lo facciamo con un momento di festa, quindi siamo tutti qua insieme a fare festa. Chi volesse venirvi a trovare, chi volesse così informazioni sul donare sangue, come bisogna fare dalle nostre parti? Dove siete? Allora, noi ci trovate tutte le terze domeniche del mese in piazza con la nostra autoemoteca. Noi, oltre a fare divulgazione, raccogliamo anche il sangue, offriamo l'opportunità di donare a chi non può donare in settimana, e ci sono le donazioni domenicali. Abbiamo una sede in via Colonnello Franceschi 42, si può andare a donare anche al centro trasfusionale di Lavagna, e noi siamo su tutti i social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, abbiamo un sito internet, ci potete contattare. Avis e Fidas ormai è una stessa cosa. Sì, il tempo del campanilismo ormai è finito, sono diversi anni che noi collaboriamo, avevamo già festeggiato il trentennale, poi il quarantennale, adesso siamo arrivati addirittura a 60 anni di fondazione delle nostre associazioni. Collaboriamo sempre anche nelle scuole, ci dividiamo le scuole dove quando andiamo a fare la propaganda ai nostri giovani. Noi abbiamo bisogno di giovani, perché l'ho già detto e ripetuto, la Liguria è una regione di anziani e noi rischiamo di finire in Liguria in carenza di sangue, proprio perché ormai la popolazione ha sempre più bisogno invecchiando, ha sempre più bisogno di sangue, e noi giovani abbiamo bisogno di loro. Tutte le interviste realizzate in occasione della festa saranno proposte stasera alle 21:10 nell'ambito della rubrica Si può dare di più sul canale 15 di Telepace. E il logo scelto dalle associazioni Avis e Fidas di Chiavari per la festa è stato realizzato da Ronaldo Cica, studente della quinta D dell'Istituto Caboto di Chiavari. Il giovane ha raffigurato una goccia di sangue con sopra impresso il numero 60 sostenuta da una mano e a seguire le sigle dei 2 sodalizi. Il logo è stato realizzato con la supervisione dell'insegnante Sabrina Di Santo. Per gli studenti del Caboto è stato anche un modo per avvicinarsi ulteriormente al mondo dei donatori di sangue. Avete visto la foto? A Cogorno il gruppo consigliare partecipativa propone un percorso ciclabile che unisca il lungo Entella ad alcuni luoghi significativi dell'abitato di San Salvatore. Il comune, ad esempio, la scuola elementare, la Basilica dei Fieschi. L'idea è emersa nel corso dell'incontro pubblico svolto nei giorni scorsi alla presenza del sindaco, di altri membri dell'amministrazione e aperto alla cittadinanza.
Tra gli altri temi si è parlato dei problemi legati alla mobilità sul territorio comunale e sono state presentate proposte per moderare il traffico. Nel suo intervento, spiega il gruppo di Partecipativa in una nota, il sindaco ha promesso di tener conto degli spunti emersi durante la serata. E ora per la cronaca parliamo di un incendio che è divampato oggi intorno alle 15 a Casarza Ligure sulla strada per Cardini dopo la località Tiro a Volo. A scriverlo il sindaco Giovanni Stagnaro sulla propria pagina Facebook. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e i VAB per lo spegnimento del focolare e le operazioni di bonifica. Come avete visto dalle immagini, a bruciare soltanto sterpaglie senza particolari disagi. La cultura sulle tracce di Dante Alighieri, secondo appuntamento a Chiavari per riscoprire i luoghi danteschi. L'iniziativa, curata insieme al Comune di Neirone, si terrà sabato 23 giugno alle ore 21 al Parco Renzi con una serata di teatro e spettacolo. Protagonista un noto attore genovese. Scopriamo quale. Con Dante a Chiavari sulla Fiumana Bella è il titolo della serata che trascinerà gli spettatori dentro il cantico 19 del Purgatorio. In scena al Parco Renzi l'attore Maurizio Lastrico che leggerà e reciterà i versi danteschi. Parteciperanno i Sestieri di Lavagna, le Grazie d'Amore, il rocker sestrese Angelo Minoli e la Camerata Musicale Ligure per un tuffo nel passato in vista del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri che sarà celebrato nel 2021. L'appuntamento è per sabato 23 alle ore 21. Abbiamo iniziato con un incontro appunto a Neirone sui luoghi di Dante, abbiamo ripercorso il ponte di Dante, abbiamo visto quella che doveva essere la casa che ha ospitato il sommo poeta quando di lì è passato. Infatti si parla di Neirone perché Siestri è appunto stata riconosciuta come località effettivamente citata nel verso dantesco. Da lì è partita una collaborazione molto importante che vedrà il suo massimo manifestarsi il 23 giugno sul Parco Renzi. Dante Alighieri, in viaggio verso Milano, arriva in Liguria nel 1311, segue la costa del Tigullio, attraversa il ponte sull'Entella tra Chiavari e Lavagna e percorre la Fontana Buona passando per Siestri, riconosciuta dall'Accademia della Crusca quale borgo del comune di Neirone. Quale modo migliore allora per celebrare il sommo poeta se non una collaborazione stretta, culturale, tra Chiavari e Neirone? È importante perché intanto fa parlare di Neirone e non solo di Neirone, anche dalla Val Fontana Buona, che è ricca di cultura, è ricca di storia, di cultura, di enogastronomia e di prodotti tipici, no? E non vorremmo che sia il mio comune sia la Fontana Buona venissero dimenticati. Cambiamo tema, 2 splendide giornate di sole hanno accompagnato le battute iniziali dell'edizione 2018 del Palio Marinaro del Tigullio. Nella splendida cornice di Portofino e Paraggi si sono svolte la cerimonia di inaugurazione e la prima prova. Una gara molto combattuta che ha messo in risalto la preparazione degli equipaggi. Sentiamo il nome dei vincitori della prima giornata. Armo, vincitori della prima prova del Palio Marinaro del Tigullio, edizione numero 45, ovvero Armo, primo classificato, gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Direi che questa giornata che si è conclusa è stata una giornata molto bella, il tempo ci ha aiutato, il mare era buono ed è stata una gara molto sentita perché anche il Gozzo 22 Palmi è stato fino all'ultimo, diciamo, un'incognita su chi avrebbe tagliato per primo il traguardo, quindi equipaggi preparatissimi, grande entusiasmo e siamo molto soddisfatti di tutto ciò. Vincitore l'anno scorso, cosa ti aspetti dall'edizione di quest'anno? Di ripetere il risultato, cioè noi siamo abbastanza preparati, allenamenti li abbiamo fatti, quindi speriamo di ripetere lo stesso risultato dell'anno scorso. Speriamo. Cosa serve per vincere il Palio? Tanto allenamento, tanto spirito di squadra, tanto affiatamento, un gruppo unico insomma. Più sei affiatato, più la barca cammina, più vinci. È un bellissimo sport, peccato che sia poco pubblicizzato, perché con il paradiso terrestre che abbiamo dietro, questo è uno sport che è meraviglioso, quindi bisognerebbe pubblicizzarlo un po' di più, tutto qua. Siamo con uno dei più esperti vogatori tra quelli del Palio, per Lavagna. Innanzitutto, come mai sono così tanti anni che continui? Ma è una questione di passione e ci dispiacerebbe a me e ad altri anziani del gruppo che questa tradizione si perda. Ecco. E un consiglio a chi volesse approcciarsi a questo sport? Il consiglio è innanzitutto avere la passione del mare in generale e poi credo che lo specchio acqua sia la più bella palestra del mondo per uno che
che vive qua allenarsi in acqua non fra quattro mura con i paesaggi che poi abbiamo, quindi credo che dovrebbe bastare questo, oltre al fatto che il canottaggio è uno sport abbastanza completo e che quindi può anche formarti per il futuro a livello fisico e anche magari psicologico. Da questa sera le prove del palio marinaro saranno trasmesse su Telepace 2 al canale 85. La prima gara inoltre verrà riproposta il giovedì sera alle 20:50. La Rapallo Nuoto si è classificata al terzo posto in Liguria nel campionato regionale Esordienti B, subito dietro le corazzate genovesi Andrea Doria e Genova Nuoto. Questo grazie alle ottime prestazioni dei giovanissimi atleti gialloblu nella finale giocata domenica alla Sciorba. La squadra femminile ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta rana, ma ad ottenere punti durante l'anno nelle varie discipline, così da spingere la società sul podio, sono stati anche Lorenzo Co, Brian Zacchero, Margherita Berruti, Federica Martini e Viola Aste. E ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere tutti gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 20 giugno. Alle 18 a Palazzo Ducale di Genova, Carlo Cottarelli presenta il libro I 7 peccati capitali dell'economia italiana. Volge al termine l'anno agonistico della Chiavari Scherma. A partire dalle 18, presso i bagni e giardini di Chiavari, i ragazzi della società Verde Blu, insieme ai genitori, festeggeranno la fine della stagione e i successi ottenuti. Nella sede della Coop Lavagnina si tiene la presentazione del libro Il vero potere del porto di Lavagna, a cura dell'Osservatorio regionale Anomalie del Sistema, alle 21 in via Santa Giulia a Lavagna. E infine, nell'ambito del ciclo di eventi Carrasco sotto le stelle, alle 21:30 nei giardini pubblici di via Piani si esibisce l'orchestra di Franco Bagutti. Presenti gli stand gastronomici a cura del Comitato San Marziano. È tutto per questa edizione del telegiornale, ci ritroviamo domattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace con Marco Revello. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.